Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Oggi presentiamo la dottoressa Francesca Baldini, che lavora presso l'Istituto Italiano di Tecnologia e anche, scoperto in questo momento, sentendola parlare, presso l'Università di Genova come docente supplementare in qualche corso. Quindi è uno forse la più giovane in assoluto che è venuta a parlare nella nostra accademia e nonostante, diciamo, la giovane età, ha un curriculum di tutto rispetto. Quindi ben volentieri oggi presentiamo questa persona. Viaggio nel mondo segreto delle cellule, tra fluorescenze e supermicroscopi. Sembra un qualche cosa di tecnologico, di molto tecnologico, però attenzione, riguarda la parte anche vivente. Avendo avuto in anteprima il riassunto di quanto verrà detto oggi, questi studi servono, ad esempio, per lo studio di alcune malattie purtroppo che colpiscono purtroppo i bambini, come il neuroblastoma, quindi malattie terribili, terrificanti anche da un punto di vista psicologico di chi subisce chi ha la sfortuna di avere questa malattia, questo tumore. Quindi ben volentieri ci sono degli studi e speriamo che portino alla comprensione dei meccanismi di queste malattie e che successivamente consentano una cura. Grazie Presidente di avermelo ricordato. Sì, di tenere il microfono così, se no non si sente. Va bene, io volentieri lascio la parola alla dottoressa. Grazie. Grazie per l'introduzione e grazie a voi per essere qui. Sono un po' emozionata, sono felice di essere qui oggi per raccontarvi un po' di che cosa mi occupo e anche del mondo della microscopia, di cui devo essere onesta, sono entrata a far parte soltanto 2 anni fa, quando ho conosciuto il professor Diaspro, mi ha aperto le porte di nanoscopi e ho scoperto il mondo dei microscopi e dei supermicroscopi, dei microscopi in super risoluzione. Quindi, non so se posso già iniziare a usare la presentazione? Scusami. Grazie, vado avanti con questo. Okay, quindi oggi quello di cui vorrei parlare sono un po', le diverse tecniche che sono state sviluppate, perché siamo abituati a pensare ai classici microscopi da tavolo di dimensioni molto piccole, per quanto molto funzionali, in realtà siamo andati molto più avanti, siamo in grado di andare a livello della nanoscala, di osservare le cose davvero, davvero piccole all'interno delle cellule per cercare di rispondere a delle domande. Come già è stato introdotto prima, io lavoro su un modello in vitro di neuroblastoma, lo vedremo nella seconda parte della presentazione per farvi vedere, per raccontarvi come utilizzo questi super microscopi per lo studio di questa malattia, ma ho portato un po' di esempi, di immagini anche di colleghi che lavorano con me nel laboratorio di nanoscopi per farvi vedere che non è l'unica malattia che possiamo studiare attraverso la super risoluzione, ma ce ne sono tante altre con tanti approcci differenti, anche per farvi vedere come diversi tipi di super risoluzione comunque ci possono far vedere in diverso modo magari le stesse cose, perché hanno tutte caratteristiche un po' diverse. Grazie. Okay, quindi in realtà giusto per dire, la microscopia è un concetto che esiste da tantissimo tempo, già dal 1600 comunque è stato introdotto questo termine. Robert Hooke aveva, pubblicato questo testo che parlava appunto dell'invenzione del microscopio. Quindi già dal 1600 questo concetto è entrato, diciamo, è nato questo concetto e anche il termine cellula. Ancora oggi noi chiamiamo questa unità fondamentale del nostro corpo esattamente come era stata coniata nel 1600 e la chiamiamo proprio cellula perché lui, osservando con questo microscopio rudimentale un pezzettino di sughero, aveva visto queste piccole buchi, queste piccole cellette all'interno del sughero e le aveva chiamate appunto cellule da cella per la forma che assumevano. Ora la microscopia è andata molto avanti, quello che vediamo non è più così, è decisamente più complesso. Non so se scusami. Okay. E quello che vogliamo fare è riuscire
guardando molto molto da vicino, provare ad utilizzare la luce per riuscire a svelare dei diversi misteri, delle diverse domande, per riuscire a capire che cosa succede quando non tutte le cose funzionano come dovrebbero. Perché già ad occhio, se noi guardiamo queste due immagini, ora queste sono immagini acquisite con microscopia elettronica. Io oggi non parlerò di microscopia elettronica, ma microscopia ottica, che ha, diciamo, delle caratteristiche un po' diverse che comunque citeremo dopo. Ma era per farvi vedere come, se noi guardiamo da vicino, cellule che hanno comunque funzioni diverse o che purtroppo hanno anche sono magari sane o malate, appaiono anche in maniera diversa. Quindi spesso l'aspetto riflette anche la funzione o lo stato delle cellule. Quindi se noi riusciamo ad osservare bene, molto molto bene, queste cellule, magari riusciamo a capire qualcosa. Quindi il concetto della microscopia è un po' riuscire ad osservare al meglio per poter comprendere, per poter rispondere a diversi quesiti. Ho messo giusto qualche slide non sapendo bene il background su che cosa andremo a vedere oggi, perché ho messo una serie di immagini in microscopia e quello che andremo a vedere appunto è la cellula, quindi l'unità fondamentale del nostro organismo. Questa è una rappresentazione molto, molto canonica, in realtà ogni cellula del nostro corpo è differente a seconda della funzione che assume. Quindi le nostre cellule ovviamente non sono così, sono tutte diverse a seconda della funzione che hanno all'interno del nostro organismo, ma quello che volevo evidenziare principalmente, al di là di tutte le strutture molto importanti che sono all'interno della cellula e che sono fondamentali per la sua vita, per le funzioni che svolge, è proprio il nucleo. Il nucleo, che poi è il cuore della nostra cellula, è quello che racchiude l'informazione che determina la cellula in quello che è, in quello che fa, che differenzia una cellula dall'altra e che fa in modo che noi siamo quello che siamo. Ed è proprio sul DNA, questa molecola contenuta all'interno di questo piccolo nucleo, che noi poniamo un sacco di attenzione. Quindi con i nostri, io personalmente quello che sto facendo in questo momento è andare a studiare l'organizzazione del DNA e più in senso ampio, poi lo vedremo dopo, della cromatina all'interno di questi nuclei, andandoli a osservare a livello della nanoscala per riuscire a vedere cose che magari con microscopi convenzionali non riusciremmo a vedere nel neuroblastoma, per capire durante questa trasformazione neoplastica che cosa succede a livello del genoma di queste cellule. Il DNA è appunto una molecola che sta all'interno di un nucleo che è molto molto piccolo, parliamo di nanometri, quindi ovviamente invisibile ad occhio nudo e che riusciamo a vedere bene solo quando superiamo la barriera della diffrazione e andiamo nella super risoluzione. Ma in realtà non è così semplice come questo schema, è decisamente più complicato, perché all'interno del nucleo non abbiamo soltanto il DNA, ma abbiamo anche un'altra serie di fattori, come ad esempio proteine, gli istoni, che servono proprio per arrotolare, impacchettare in maniera molto stretta e organizzata il nostro DNA all'interno delle nostre cellule. Questo perché il nostro organismo è composto da tantissime cellule, ogni cellula ha il DNA all'interno del proprio nucleo, ma questo DNA, se noi fossimo in grado di tirarlo fuori, srotolarlo e stenderlo lungo lungo, sarebbe lungo ben 2 metri, il DNA di ciascuna cellula. Mi ricordo che quando mi avevano detto questo aneddoto nei primi anni di biologia ero rimasta un po' sconvolta, perché riuscire a immaginare un qualcosa di comunque così grande, così importante perché determina ciò che siamo, impacchettato all'interno di un nucleo, mi ricordo che era un'informazione che il mio cervello non era così capace di processare. Quindi andare a studiare quello che avviene all'interno del nucleo non è così semplice, perché non abbiamo la nostra elica di DNA ben definita, ma abbiamo una situazione di questo tipo, dove la nostra cromatina, quindi il DNA avvolto attorno alle nostre proteine istoniche, va a formare diverse regioni più o meno compatte, e da queste zone più o meno compatte viene poi determinata quella che è l'espressione genica, quindi quali e quanti geni possono effettivamente parlare in quel momento, essere attivi e andare a svolgere le loro funzioni. Ed è proprio questa diversa capacità di parlare dei nostri geni che determina la differenza tra una cellula di un tipo e la cellula di un altro. La cellula del nostro cuore non è uguale alla cellula del nostro cervello piuttosto che alla cellula della nostra pelle. Quindi questa ad esempio è un'immagine molto canonica di un microscopio convenzionale, microscopia ottica, non è neanche in fluorescenza, come vedete è una banalissima scala di grigi, però già utilizzando un microscopio, un sistema di lenti, sicuramente più avanzato di quello usato nel 1600, riusciamo a vedere, a distinguere qualcosa che magari ad occhio nudo non avremmo visto. Queste in particolare sono cellule epiteliali, quindi sono cellule della nostra pelle, e le riusciamo a vedere, hanno questa forma molto molto allungata, le stiamo vedendo, sono contenute all'interno di un
contenitore di plastica che si chiama una Petri, le stiamo guardando appunto tramite un microscopio ottico. Ma se noi vogliamo giocare un po' di più, possiamo anche utilizzare delle molecole colorate, delle molecole fluorescenti, per andare a riuscire a vedere meglio, perché in questa immagine sono ancora con microscopia convenzionale, una microscopia però in questo caso a fluorescenza, però riesco a vedere dei dettagli che prima non vedevo. Perché? Perché sono riuscita a colorare diverse strutture della mia cellula con diversi colori. In questo modo, andando a marcare in modo specifico diverse strutture, come possono essere il nucleo, piuttosto che i mitocondri, la membrana, posso andare a distinguere meglio i diversi componenti delle mie cellule. Non solo, posso farlo anche in live. Non è detto che io debba farlo per forza su un vetrino fissato, quindi su delle cellule ferme, immortalizzate in quel dato momento, ma posso farlo anche seguendo un processo in vivo. Questo è molto importante perché le cellule non sono mai statiche, sono sempre dinamiche. Quando noi le teniamo comunque in coltura delle cellule in vitro, comunque continuano a replicarsi, a dividersi e a generare sempre 2 cellule figlie. Quindi se noi siamo capaci di seguire questi processi dinamici, compresa anche la cromatina all'interno del nucleo non è mai stabile, ha sempre un continuo rimodellamento durante la vita della cellula, riusciamo forse a rispondere a più domande rispetto ad una situazione statica. Quindi la microscopia a fluorescenza introduce l'utilizzo di molecole di sostanze fluorescenti, appunto, per poter andare a osservare determinate cose in maniera molto molto specifica. Queste sostanze sono fluorescenti, abbiamo a disposizione al giorno d'oggi un'ampissima gamma di molecole fluorescenti, di colori diversi, e sono tutte caratterizzate da uno spettro di eccitazione e di emissione, cioè queste molecole sono capaci di assorbire la luce ad una determinata lunghezza d'onda e riemetterla ad una specifica lunghezza d'onda differente. Questo è spiegato se noi pensiamo ad esempio alla luce del sole. La luce del sole, se noi pensiamo a un fenomeno che conosciamo tutti, l'arcobaleno, è capace di generare diversi colori, se scomposta dalle goccioline d'acqua che possono essere presenti nell'ambiente. Questo vuol dire che la luce che noi percepiamo come bianca in realtà non è così anonima, così semplice, ma in realtà è composta da una gamma di colori al suo interno. Tutti questi diversi colori hanno diverse lunghezze d'onda e le diverse molecole fluorescenti sono sensibili ad una specifica lunghezza d'onda e, assorbendo questa radiazione, sono capaci di riemettere un altro colore. Ad esempio, una molecola può essere sensibile alla luce blu, quindi verso la parte dello spettro visibile vicina all'ultravioletto, capace di essere eccitata da questa luce blu e poi di riemettere un colore verde. Quindi, giocando con le proprietà fluorescenti di diverse molecole, siamo in grado di sfruttarne le caratteristiche per andare a colorare diverse strutture all'interno delle cellule. Come facciamo a farlo in modo specifico? Utilizzando gli anticorpi che vengono appunto legati a queste molecole fluorescenti, e questi anticorpi saranno specifici per riconoscere una determinata struttura, una determinata proteina, un determinato organello, proteina di un organello all'interno della nostra cellula, e in questo modo conferiamo la specificità alla nostra colorazione. Per farvi un esempio, una delle più famose molecole fluorescenti che vengono usate praticamente tutti i laboratori di microscopia, ma non solo, è la GFP, che è questa proteina verde fluorescente, sicuramente la più conosciuta. La particolarità è che è stata scoperta grazie a questa medusa, infatti ha questo colore fluorescente quando nuota, e dalla scoperta di questa GFP, poi riprodotta in laboratorio, è stata scoperta una delle molecole fluorescenti più utilizzate. Viene utilizzata perché è piccola, non è particolarmente ingombrante, ha anche una facilità di manipolazione per poter modificare un minimo, non troppo, il suo range spettrale, quindi si può modificare un pochino il colore che è capace di emettere. Diciamo è verde tipicamente in natura, ma appunto può essere un pochino modificata. Io ad esempio la utilizzo come reporter fluorescente di trasfezione. Cosa significa? Che prendo le cellule di neuroblastoma, le ingegnerizzo in modo da forzarle ad esprimere un gene che normalmente non esprimerebbero così tanto, e uso questa molecola fluorescente messa insieme al gene che io voglio far esprimere, per essere sicura che le mie cellule abbiano effettivamente internalizzato il gene che io volevo far esprimere. Quelle che vedo verdi so che ha funzionato e sono effettivamente capaci di
di esprimere la proteina che io desidero. Quindi è ampiamente utilizzata e molto, molto facile da utilizzare. Però è solo un esempio, ne esistono veramente tantissime con caratteristiche diverse e anche a seconda del tipo di microscopio che dobbiamo andare ad utilizzare, ce ne sono alcune più consigliate rispetto ad altre. Ad esempio, quando si usa un microscopio in super risoluzione, come può essere la STED, che è uno dei tipi di microscopio a super risoluzione esistenti al giorno d'oggi, esiste proprio una classe di label, di molecole fluorescenti che sono consigliate per l'utilizzo della STED, in termini di range spettrali, in termini di stabilità, perché comunque sono molecole che devono poter resistere anche ad alte intensità di laser che utilizziamo con la super risoluzione. Questo è un altro esempio di immagini che possiamo ottenere. I colori ovviamente che voi vedete in queste immagini non sempre riflettono il colore effettivo della molecola fluorescente che stiamo usando, cioè non è detto che quello che io qui vedo verde era davvero verde. Io vedo sì un colore, però poi tutte queste immagini possono essere modificate a posteriori con dei diversi software per poter conferire diversi colori a mia scelta. Questa immagine, ad esempio, non era giallo e viola, l'abbiamo solamente scelto perché così, diciamo, per scelta personale. Quindi tutti questi colori in realtà sono falsi colori che possono essere modificati durante il post-processing. Ok, quindi la microscopia è bellissima, la microscopia ci fa vedere un sacco di cose, possiamo colorare, possiamo seguirle live. Sono tutti vantaggi che la microscopia elettronica non ci permette, perché la microscopia elettronica non consente imaging di cellule live, non consente la colorazione di determinate strutture, quindi la microscopia ottica ha sicuramente questi vantaggi, ma ha un grosso limite, cioè che noi possiamo andare a guardare sempre più nel dettaglio, sempre di più, ma arriveremo a un punto in cui il mio microscopio, per quanto potente, il mio microscopio ottico convenzionale, per quanto potente, non riesce proprio a superare. È un po' come i nostri occhi, anche i nostri occhi hanno un limite, posso distinguere due punti separati, ma fino a un certo punto. Quando questi due punti sono troppo vicini, il mio occhio non riesce più a distinguerli, a riconoscerli come due punti separati. Quindi questo limite della microscopia ottica convenzionale è definito come barriera della diffrazione. Oltre questo non possiamo andare più nel dettaglio perché proprio il mio sistema ottico, per quanto ottimizzato, non ha la capacità di andare oltre. Questo è un po' un esempio di quello che è il potere di risoluzione un po' più in termini, diciamo, della vita comune. Se noi siamo nella notte e vediamo due fari avvicinarci, se la macchina è particolarmente lontana, subito non riusciamo a distinguere questi due fari uno dall'altro. Mano a mano che si avvicinano, questi due fari riesco a distinguerli effettivamente come due fari distinti, quindi capisco che è una macchina e non un motorino. Questo è proprio dovuto al potere di risoluzione del mio occhio, cioè più è distante qualcosa e più sono vicini i due punti, il mio occhio non riesce a distinguerli. La stessa cosa fa il microscopio. Se due molecole fluorescenti sono molto vicine, se vi immaginate comunque l'ambiente così affollato di un nucleo o comunque anche l'ambiente affollato del citoplasma della mia cellula è frequente, non riuscirà a distinguerli come due punti separati. Quindi abbiamo proprio un limite dato dalla diffrazione della mia microscopia convenzionale che è pari a 200 nanometri. Tutto quello che è più vicino di 200 nanometri, il mio microscopio convenzionale non riesce a distinguerlo. Quindi se vogliamo vedere cose più piccole, cose più, se vogliamo arrivare a livello di singola molecola, se vogliamo riuscire a distinguere esattamente degli stoni all'interno del mio ambiente cromatinico comunque molto compatto, allora devo per forza accedere alla super risoluzione. Non sono una biologa, non sono una grande amante di formule e numeri, ma è solo per farvi vedere che c'è una legge proprio che definisce qual è il limite di risoluzione di un sistema ottico e con questa legge noi possiamo giocare un pochino, possiamo giocare con la luce per riuscire a migliorare la risoluzione, quindi scegliendo le lunghezze d'onda più ottimali, lunghezze d'onda maggiori vanno ad aumentare la mia distanza massima risolvibile, quindi posso giocare più nel range del rosso, se vi ricordate lo spettro del visibile che abbiamo visto prima. Posso giocare con l'obiettivo del microscopio, esistono diversi obiettivi che possono essere montati sui microscopi per cercare appunto di migliorare la risoluzione, ma per quanto io sia bravo, per quanto utilizzi l'obiettivo con l'apertura numerica migliore
o la lunghezza d'onda più ottimale, 200 nanometri è proprio il mio limite fissato proprio dalla fisica, cioè il mio microscopio non riesce a superarlo. Quindi abbiamo detto il microscopio canonico ottico non riesce ad andare oltre i 200 nanometri, il microscopio elettronico invece lo fa. Però abbiamo detto prima che ha degli svantaggi, non mi permette di colorare diverse strutture, non mi permette di seguire in live e questo è sicuramente una limitazione quando si vuole fare uno studio di un certo tipo. Quindi microscopia a fluorescenza arriva fino a un certo punto, microscopia elettronica me lo supera ma non mi dà tutti questi vantaggi, quindi che cosa posso fare per andare oltre? Posso utilizzare la super risoluzione. Esistono, col termine super risoluzione comunque intendiamo diverse tecniche, non esiste soltanto una. Vi ho portato infatti esempi di immagini acquisite con diverse tecniche per farvi vedere come il risultato comunque sia diverso, perché hanno tutte delle caratteristiche differenti, quindi a seconda della domanda biologica che ci si sta ponendo è più opportuno scegliere un tipo di super microscopio rispetto ad un altro. E quindi il vantaggio della super risoluzione è posso scendere quasi fino a 5 nanometri come, rispetto ai 200 nanometri della microscopia convenzionale, non con tutte le tecniche di super risoluzione, ma con alcune sì. Posso colorare, cosa che non posso fare con la microscopia elettronica, e in teoria è anche compatibile con diciamo, una acquisizione live con le cellule ancora vive. Non tutte, anche qui metto le mani avanti, non tutte perché alcune utilizzano una potenza laser tale da uccidere le cellule in tempi brevi, quindi non è possibile seguire un processo live. Questo è come chiunque non sia del campo probabilmente immagina un microscopio, quindi canonicissimo con una porzione porta oggetto con gli oculari. In realtà questo è proprio una foto del microscopio che uso io a fisica, presa dal sito, ovviamente non ho fatto io questa bella foto, però è esattamente lo stesso microscopio che c'è lì ed è un microscopio in super risoluzione. Questo qui è in particolare uno STED, è stato acquistato appunto in collaborazione con l'Università di Genova e al momento è al Dipartimento di Fisica. E questo quindi è come appare in realtà un microscopio al giorno d'oggi, è un pochino più complesso, abbiamo una serie di banchi laser, di collimatori, abbiamo vabbè, lo schermo per poter guardare quello che stiamo osservando, decisamente diciamo, occupa un po' più di spazio rispetto a quello che possiamo immaginare. Ma i microscopi assomigliano in realtà anche a questi. Questi sono una serie di setup presenti nel laboratorio di nanoscopi, nel Nikon Center dove lavoro, e sono sistemi custom, quindi sono stati creati da diversi colleghi che si occupano appunto della creazione di setup, quindi della creazione di microscopi, e come vedete sono aperti, quindi anziché avere tutti i componenti all'interno di diverse scatole, essendo custom, sono stati montati direttamente sul tavolo ottico. Quindi i laser non sono più all'interno di fibre, ma sono liberi. Quindi ovviamente questo implica un maggior livello di sicurezza richiesto perché possono essere pericolosi per gli occhi, però il vantaggio che dà è una più facile manipolazione del setup. Se uno sta creando un microscopio, la possibilità di accedere alle diverse parti per poter modificare eventualmente dei diversi pezzi apporta sicuramente dei vantaggi. Iniziamo adesso con qualche immagine che è stata alcune sono state prese nel laboratorio di nanoscopi anche da alcuni colleghi per farvi proprio vedere il miglioramento che si ottiene andando ad utilizzare effettivamente una super risoluzione. Se prima vedevamo delle immagini comunque un pochino confuse, non proprio precise, con la super risoluzione riusciamo esattamente a distinguere ad esempio queste sono fibre di actina che qui non riuscivamo assolutamente a vedere. Quindi se qui riuscivamo sì più o meno ad avere un'idea dell'organizzazione all'interno della nostra cellula con un microscopio in super risoluzione, questo in particolare è una STED, che è lo stesso microscopio che abbiamo a fisica di cui vi parlavo prima, riusciamo effettivamente a vedere molto molto meglio e molti più dettagli all'interno delle cellule. Questa è una delle mie cellule, cioè nel senso delle cellule con cui lavoro, è una cellula di neuroblastoma, un nucleo in particolare. Quello che ho colorato qui, che vedete colorato in rosso, era effettivamente un fluoroforo rosso in questo caso, non ho cambiato il colore, è uno staining, un colorante per il DNA, quindi siamo andati a marcare il DNA all'interno del nucleo. E tutti questi puntini verdi che vedete all'interno, che
Con un microscopio convenzionale non si distinguono, ma non così bene, mentre con la STED alla massima potenza riusciamo a distinguere, a localizzare molto meglio. Sono in realtà è un anticorpo che è andato a marcare specificamente una proteina che si chiama CDT, che è un marker di fase cellulare, cioè questa proteina espressa e presente a livello del nucleo mi sta dicendo che questo nucleo di questa cellula di neuroblastoma è in una determinata fase della sua vita, del ciclo cellulare. Questo perché volevamo studiare diciamo, l'organizzazione della cromatina del DNA, la distribuzione all'interno del nucleo in una determinata finestra temporale. Questo perché, come poi vedremo dopo quando passerò alla parte del neuroblastoma, l'eterogeneità di questo tumore è estremamente elevata e quindi anche quando si fa comunque imaging e si hanno un numero ampio di cellule sono sempre molto eterogenee, quindi volevamo restringere al massimo il campo, diciamo, di quello che stavamo osservando, togliere una possibile variabile che era quello di alterazioni della struttura che potevano essere dovute ad altre fasi del ciclo cellulare. Quindi volevamo concentrarci solo su una specifica finestra temporale. Quindi, come vedete, accendendo la STED, in questo caso è anche una tau STED, quindi è una STED, una microscopia in super risoluzione, ma non solo abbiamo super risolto, abbiamo anche tagliato via i fotoni che arrivavano troppo presto e troppo tardi. Volevamo proprio pulire il segnale al più possibile, quindi penso che sia abbastanza evidente diciamo, il miglioramento della risoluzione che otteniamo accendendo appunto il laser STED. Questo esempio in realtà è un esempio giusto per farvi vedere che non facciamo, diciamo, non viene fatto soltanto imaging di campioni biologici, ma a volte quando è necessario testare l'efficacia di un microscopio, soprattutto quando il microscopio in questione è custom, quindi bisogna vedere se effettivamente quello che abbiamo costruito funziona e funziona bene, è possibile utilizzare anche delle beads, delle sferette fluorescenti che sono disposte su un vetrino. E in questo caso direi che ha funzionato molto bene perché se noi utilizziamo solo un confocale, quindi una microscopia più canonica, non riusciamo a distinguere le beads, ci sembra che sia tutto fluorescente allo stesso modo. Quando poi utilizziamo la STED riusciamo effettivamente a distinguere ogni sfera separata l'una dall'altra. Il vantaggio di queste beads è che si possono scegliere di dimensioni prefissate, di distanze prefissate a seconda della risoluzione che possiamo ottenere col determinato setup che stiamo utilizzando e quindi ci permette di valutare l'efficacia di un microscopio in super risoluzione. Anche queste le abbiamo fatte appunto nel nostro laboratorio, queste le ho fatte in collaborazione con una nuova dottoranda che è arrivata e che sta lavorando su un modello di sviluppo degli adipociti. Gli adipociti sono, vabbè, le cellule del nostro grasso. Lei parte da dei preadipociti e li differenzia in adipociti maturi e poi ipertrofici per vedere quello che succede in caso di obesità al tessuto adipocitario e qui al tessuto adiposo. E quindi abbiamo uno staining che ci fa vedere in rosso dell'actina, in blu vediamo il DNA, i nostri nuclei, quello che vedete in verde abbiamo marcato delle vescicole lipidiche, quindi il grasso effettivamente accumulato nelle cellule. E quello che siamo riusciti a vedere utilizzando la STED è effettivamente il posizionamento e l'organizzazione di queste vescicole di grasso all'interno delle cellule che sono poi maturate e divenute adipociti maturi. Quindi anche questo è un esempio di STED, sempre quella presente a fisica. Questa credo che sia una delle immagini forse diciamo, più evidenti per mostrare la potenza della super risoluzione perché direi che da un'immagine normale non si vede proprio assolutamente niente, mentre con la super risoluzione riusciamo a distinguere questa struttura che se vedete sembra un po' un fiore e queste strutture sono tutti pori nucleari, quindi la nostra membrana nucleare ha dei pori che sono delle porte di accesso per la fuoriuscita e l'ingresso dell'informazione, uno scambio con il citoplasma e se prima non sapevamo che forma potessero avere, grazie comunque a tecniche di super risoluzione ora effettivamente riusciamo a vederle, riusciamo a distinguerle molto molto meglio. Quindi siamo riusciti ad arrivare ad una risoluzione decisamente più elevata rispetto a quella di una microscopia canonica. Anche questo è sempre stato ottenuto utilizzando la STED. In questo caso quello che state guardando è sempre un nucleo. All'interno del nucleo, come vi dicevo, c'è appunto il nostro DNA, la cromatina, con zone più o meno compatte.
Questi due colori indicano proprio questo. In un caso il colore rosso indica la zona più rilassata della cromatina, perché abbiamo colorato diversi modifiche istoniche che sono associate a queste due condizioni della cromatina, mentre in verde vedete la parte più compattata, la parte più condensata che viene definita eterocromatina. E quello che abbiamo visto è che utilizzando una tecnica confocale non eravamo in grado di distinguere così bene il posizionamento dell'eucromatina e dell'eterocromatina, tant'è che riuscivamo a vedere queste zone un po' gialle che facevano pensare ad una colocalizzazione, ma non ci aspettavamo una colocalizzazione di queste due modifiche, perché ovviamente ci aspettavamo zone compatte da una parte e zone meno compatte dall'altra, quindi eravamo un po' sorpresi. E alla fine era soltanto un problema di risoluzione. Muovendoci verso una STED, infatti, non vediamo più quei pattern di colocalizzazione, ma vediamo ben separate spazialmente le due regioni cromatiniche. Questo è un lavoro di cui si occupa la mia collega Isotta Kainero. Lei lavora su progeria, penso che tutti più o meno conoscano la progeria, sia una malattia tristemente nota, e quello che lei studia è appunto l'organizzazione, la struttura della membrana nucleare in un modello in vitro, ma di cellule primarie da pazienti e cellule di riferimento sane. E quello che studia è proprio come viene modificata l'organizzazione della membrana nucleare, quindi della lamina nucleare, e anche come questo determina una modifica nella sua interazione con la cromatina all'interno del nucleo. In questo caso lei utilizza una tecnica di super risoluzione diversa rispetto alla STED di cui vi ho parlato prima. Lei lavora con la SIM, ha una capacità di risoluzione un po' meno buona rispetto a quella della STED, ma ha diversi vantaggi. Il primo vantaggio è che permette anche diciamo, un'acquisizione in multicolore, cosa che per la STED invece è un po' limitata. Vi farò infatti poi vi farò vedere poi una bellissima immagine che ha acquisito su un nucleo di cellula affetta da progeria. Al contrario della STED richiede un'analisi computazionale abbastanza ingente per riuscire ad ottenere questa immagine. Ma il vantaggio è che prima, se nell'immagine, diciamo, standard, quello che vediamo è azzurro su tutto il campione, non riusciamo a capire effettivamente la localizzazione della lamina, sembra che sia addirittura all'interno del nucleo, cosa che non dovrebbe essere. Grazie alla SIM riusciamo a distinguere effettivamente la sua localizzazione solo a livello della membrana nucleare. Queste sono sempre delle cellule di progeria, quelle di progeria sotto, quelle sane sopra. Vedete che hanno due forme completamente differenti del loro nucleo. E questo è per farvi vedere che le tecniche di super risoluzione funzionano anche in tridimensione, quindi riusciamo anche a fare una ricostruzione volumetrica sia delle cellule che del nucleo o delle diverse strutture a cui siamo interessati. Questo, ad esempio, è un nucleo di cellula affetta da progeria, dove, grazie al fatto che la SIM permette un'acquisizione multicolore, è stato possibile ottenere in super risoluzione 4 diverse strutture colorate. La STED ha questa limitazione, non ci permette di colorare così tante strutture nello stesso campione. In questo caso è stato colorato il DNA in azzurro, in blu, la membrana nucleare la vedete in verde, la vedete un po' strana con delle invaginazioni all'interno, proprio perché è un nucleo di una cellula affetta da progeria, quindi ha questa forma alterata. I pori nucleari che abbiamo visto nell'immagine precedente, che ci sono, li percepite ma non li vedete bene come prima, perché come vi dicevo la SIM ha una capacità di risoluzione un po' meno buona rispetto alla STED, e poi un istone metilato per avere un'idea della distribuzione della cromatina compattata. Quindi dipende sempre a quale domanda volete rispondere. Se il vostro scopo è ad esempio, avere una risoluzione al massimo, ovviamente la STED è un approccio migliore. Se volete vedere la localizzazione di più strutture contemporaneamente, la SIM vi permette di farlo, cosa che la STED non può fare. Questa è un'altra rappresentazione di un'altra immagine di cellule sane, di cellule con progeria, per farvi vedere appunto come la SIM vi permetta di andare a vedere esattamente le invaginazioni della membrana nucleare, le alterazioni dovute alla patologia. Quello che voi vedete in viola è il DNA, quindi come vi dicevo i colori possono essere modificati, non rispecchiano assolutamente il colore della molecola fluorescente che avete utilizzato, possono essere scelti a discrezione del ricercatore. Ok, quindi diciamo che
il mio percorso si è evoluto in questo modo. Dopo l'università poi sono andata a lavorare presso il laboratorio del professor Pagano all'Università di Genova e l'ospedale San Martino. Lì ho scoperto il mondo del neuroblastoma, un tumore purtroppo tristemente noto, e sono entrata in questo progetto per cui collaboro ancora, ma spostandomi verso il mondo della microscopia. Quindi poi sono passata al mondo di nanoscopi per riuscire ad utilizzare la super risoluzione per rispondere ad un quesito che ci eravamo posti con il professor Pagano. Penso che tutti più o meno abbiano chiaro che cos'è il neuroblastoma, ma è giusto per introdurvi perché è così complicato studiarlo e perché ancora oggi non ci sia effettivamente una cura definitiva. Il problema del neuroblastoma è che è un tumore molto eterogeneo, è un tumore dello sviluppo, quindi c'è già un onset a livello embrionale. Diciamo che il problema è proprio la sua eterogeneità, sia dal punto di vista clinico, sia in termini di localizzazione all'interno del malato, sia in termini di geni che possono essere coinvolti, che possono essere mutati. Quindi anche dal punto di vista biologico non c'è sempre un unico responsabile, quindi è difficile riuscire a seguire un'unica direzione di ricerca, sia dal punto di vista anche prognostico. Talvolta si hanno delle regressioni spontanee del neuroblastoma, mentre altre forme possono essere altamente maligne. Tutta questa variabilità del neuroblastoma lo rende molto difficile da studiare. Quello su cui lavoro è questo, è un modello di retotrasformazione, del neuroblastoma. In pratica partiamo da cellule di neuroblastoma altamente maligne e, le ingegnerizziamo per andare a ad esprimere in maniera, diciamo, amplificata una molecola di RNA, un piccolo RNA. Un RNA che in realtà, non codifica per nessuna proteina, ha semplicemente delle funzioni, regolatorie. Questo RNA che si chiama NDM29, mano a mano che aumenta la sua espressione, mano a mano che le nostre cellule ne vanno a esprimere sempre di più, porterà le cellule a modificarsi, non solo in termini di fenotipo, perché se vedete hanno una forma decisamente diversa rispetto a quella iniziale, quindi hanno una forma più allungata, hanno una forma molto più simile a quella di neuroni, sani, ma abbiamo anche una diminuzione della proliferazione, del fenotipo tumorale, abbiamo anche una maggior responsività ai trattamenti chemoterapici, quindi questo NDM29 è capace di, in qualche modo, di retrotrasformare queste cellule verso cellule simil neuronali, quindi non solo in termini morfologici, ma anche in termini di funzionalità. Questo NDM29 quindi è una molecola di RNA non codificante. Di solito la maggior parte dell'RNA presente nelle nostre cellule è deputata a diventare proteina. In questo caso NDM29 non ha questo destino, ha una funzione regolatoria. NDM29 viene proprio dal nome Neuroblastoma Differentiation Marker, quindi ha proprio un'associazione con questa patologia e sembra capace di rieducare queste cellule di neuroblastoma in qualche modo e di farle tornare simil neuronali. Queste cellule sono capaci di trasdurre segnali elettrici come dei neuroni sani, sono molto più responsive appunto a trattamenti chemoterapici, se iniettati in topi formano dei tumori di dimensioni molto più contenute rispetto a quelle di partenza. Quindi in qualche modo NDM29 fa qualcosa a queste cellule di neuroblastoma in modo da, diciamo, ridurre la malignità di queste cellule. Quindi quello che noi facciamo è utilizzare un plasmide per inserire l'informazione genica per esprimere questo RNA all'interno delle cellule di neuroblastoma e per ottenere quindi queste cellule simil neuronali. Quindi la domanda con cui sono poi arrivata all'IT, al laboratorio di nanoscopi di Diaspro, era proprio capire che cosa succedesse a livello del nucleo, a livello della cromatina, nelle cellule di neuroblastoma e nelle cellule di neuroblastoma, diciamo, rieducate grazie a NDM29. Perché il nucleo? Beh, perché l'informazione genica arriva appunto dal nucleo, quindi il destino della cellula è deciso comunque dal genoma presente al suo interno e anche perché era stato osservato in questo modello in vitro una diversa espressione di un pattern di geni che appunto volevamo andare a vedere come, diciamo, come si potevano correlare ad una alterazione dell'organizzazione cromatinica a livello del nucleo.
Quindi quello che abbiamo iniziato a fare, il primo step è stato un'acquisizione, queste non sono immagini in super risoluzione, il primo step è stato un approccio confocale, quindi una microscopia più canonica, per andare proprio a vedere la morfologia del nucleo. Infatti se voi vedete non riuscite a vedere tutti i dettagli che magari potevate osservare prima con una STED, ma a questo livello, in questo punto di partenza non era il nostro scopo, perché noi volevamo vedere proprio la morfologia globale del nostro nucleo, andare a vedere se veniva alterato proprio in termini di parametri morfometrici, il volume, l'elongazione, andare a vedere se c'era effettivamente un'alterazione globale della mia struttura nucleare tra cellule malate e cellule con overesprimenti questo NDM29. Quello che abbiamo fatto quindi è stato acquisire un gran pool di immagini, questo è un po' il problema, nel senso che si ha sempre bisogno di un grande numero di immagini per poter trarre delle conclusioni, questo dovuto sia all'eterogeneità del campione, alla variabilità delle cellule in vitro. Quindi per poter avere qualcosa di statisticamente rilevante, le immagini che abbiamo dovuto acquisire erano circa tra le 100 e i 200 nuclei per ogni tipologia. E poi siamo andati a fare di ciascuno una ricostruzione tridimensionale. Questa è stata una delle parti che ci ha preso più tempo, perché cellule di questo tipo, soprattutto quelle di neuroblastoma, tendono a crescere in modo aggressivo una sopra l'altra. Quindi a volte quando si vuole andare a separare un nucleo dall'altro per poter trarre delle informazioni di tipo morfometrico dei nuclei, talvolta non era facile distinguere uno dall'altro, e soprattutto su 200, 100 immagini, magari contenenti ciascuna 4-5 nuclei, farlo a mano e soprattutto è molto operatore dipendente, non era così semplice. Quindi abbiamo dovuto, in collaborazione con una matematica, qui ci sono i miei limiti, dover creare un algoritmo homemade che fosse capace di separare un nucleo dall'altro e quindi poi determinare diversi parametri come volume, elongazione. Questo per vedere se effettivamente ci fosse una differenza dovuta a NDM29. Quello che abbiamo visto è stato una grossa modifica a livello della struttura nucleare. Abbiamo visto che questi nuclei erano più allungati, più piccoli, e che la cromatina appariva più compatta. Ovviamente abbiamo fatto una serie di analisi anche di tipo molecolare, che oggi non erano, diciamo, non erano argomento di microscopia, quindi non ho portato, però quello che abbiamo visto è stato appunto che questi nuclei sembravano essere più piccoli e più allungati, più schiacciati. Questo sembrava andare un po' di pari passo con quelle modifiche morfologiche delle cellule che abbiamo visto prima. Queste cellule comunque erano più allungate, più simil-neuronali, e anche i nuclei di conseguenza avevano subito queste modifiche. Questo è stato proprio il primo step con un approccio confocale, cioè è stato proprio il mio battesimo d'ingresso a nanoscopi: "Tieni, impara a usare un confocale". A quel punto siamo andati un po' oltre, perché, ci siamo posti un quesito: come mai quei geni che prima non funzionavano tornano a funzionare dopo che NDM29 ha fatto qualcosa all'interno dei nuclei? E quindi ci siamo chiesti se ciò fosse dovuto all'epigenetica. L'epigenetica è un concetto interessante. Se voi pensate alle cellule del nostro corpo, come abbiamo detto all'inizio, sono tutte diverse una dall'altra. Sono tutte diverse, svolgono funzioni differenti e hanno anche morfologie differenti a seconda della loro funzione. Eppure condividiamo lo stesso DNA in tutte le nostre cellule. Quindi da cosa è dovuta questa differenza? Perché seppure abbiano lo stesso DNA hanno delle morfologie, delle funzioni differenti? Questo è dovuto in parte all'epigenetica, ovvero a ciò che regola quali geni siano accesi e quali siano spenti. Non si tratta di modifiche alla sequenza del DNA, il nostro DNA non è mutato, ma ci sono delle etichette che vengono apposte sul DNA o sugli stoni, quindi su quelle proteine che avvolgono il mio DNA, che fanno in modo che alcuni geni vengano bloccati mentre altri vengano resi accessibili. E infatti epigenetica significa proprio qualcosa che sta sopra i geni o sopra la genetica. Le modifiche che possiamo avere sono diverse, come vi dicevo, queste etichette possono essere sul DNA, quindi possiamo avere la metilazione del DNA, oppure modifiche a livello di quegli stoni, di quelle proteine di cui abbiamo parlato prima. Ed è proprio su queste modifiche che mi sono concentrata. In realtà abbiamo valutato anche la metilazione del DNA, ma non tramite tecniche di microscopia, ma tecniche di biologia molecolare. Per quanto riguarda invece le proteine istoniche, abbiamo utilizzato la super risoluzione per andare a vedere se questi istoni modificati
fossero modificate in modo diverso tra cellule di neuroblastoma e cellule overesprimenti NDM29. In particolare abbiamo considerato due diverse modifiche istoniche, quella del pannello in alto, che è quella associata all'eucromatina, quindi alla mia cromatina più rilassata e più accessibile, e quella invece associata all'eterocromatina, quindi alla mia cromatina più compattata. Forse la modifica più evidente, lo vedete comunque colorato in rosso, è quella legata all'eucromatina. Quando abbiamo l'overespressione di NDM29 non vediamo più questo istone acetilato che è stato marcato, che vedete in rosso, così diffuso, ma vediamo come degli spot molto più precisi e molto più definiti all'interno del nucleo. Queste sono 4 immagini di esempio, ma ovviamente anche in questo caso abbiamo dovuto acquisire un pannello di immagini decisamente più ampio, tra le 100 e le 200, e qui vedete soltanto un piano equatoriale, ma stiamo acquisendo anche delle immagini in 3 dimensioni per riuscire ad apprezzare ovviamente a livello globale nel nucleo la distribuzione di questi marker. Quindi per fare queste immagini abbiamo utilizzato appunto la STED, quella presente a fisica, quindi abbiamo avuto una buona risoluzione, molto più buona rispetto alla SIM, però come vedete eravamo vincolati a 2 colori, non avevamo la possibilità di fare un'immagine multicolore come invece avremmo potuto fare magari con una SIM. Abbiamo scelto piuttosto di andare, diciamo, di puntare più sulla risoluzione piuttosto che sul multicolor imaging. E questo era tutto. Spero di avervi raccontato e avervi un po' incuriosito col mondo della microscopia, della nanoscopia e anche un po' del mio progetto. Ovviamente questa era la parte più legata alle cose fatte nel laboratorio di nanoscopi, quindi del Nikon Center, quindi approcci sia microscopia convenzionale come quello che avete visto per la ricostruzione tridimensionale, sia di super risoluzione. C'è tutta una parte che invece stiamo svolgendo nel laboratorio di fisiologia del DISTAV, dove invece ci stiamo occupando di un approccio più molecolare, quindi pattern di livelli di espressione genica, sempre nel neuroblastoma e nelle cellule esprimenti NDM29. Spero quindi un po' di avervi incuriosito col mondo della nanoscopia e se avete domande sono super felice di rispondere. Grazie, grazie. Domando se avete questioni da poter porre alla dottoressa. No, intanto volevo congratularmi con lei per la sua chiarezza, per la sua precisione nella sua esposizione e questo mi consenta forse, visto che siamo diversi docenti di biologia qui in questa aula, forse abbiamo lavorato bene con gli studenti, vi abbiamo preparato abbastanza bene. E comunque, a parte questa battuta, molto interessante quello che lei ha mostrato, sicuramente ci sono altri aspetti che lei stessa ha detto non possiamo, non ha potuto approfondire. C'è tutto quell'aspetto di utilizzare costrutti marcati, eccetera, su, per esempio, embrioni o larve in vivo, su zebrafish, per esempio, nel laboratorio nostro, quello di Matteo, che lei conosce bene, facciamo questi trattamenti, quindi possiamo seguire la cellula che si sposta, che va a finire nella... Però abbinata anche a questa tipologia di microscopia, sicuramente credo che possa dare dei risultati importanti. Domande in particolare non ne avrei. Le applicazioni presso il vostro laboratorio, oltre al neuroblastoma, ci sono altre patologie, la progeria, per esempio, scusi, su quello che tipo di altri? Grazie. Allora, per la prima parte, in realtà stavo anche pensando di sentire Matteo, non so se sta seguendo da remoto, perché oggi mi era venuta appunto l'idea di poter seguire live lo sviluppo embrione, magari con una tecnica di super risoluzione. Ne parlavamo questa mattina con Diaspro ed è uscito il nome appunto di Bozzo. Per quanto riguarda la progeria, appunto se ne occupa una mia collega, un'altra postdoc lì del laboratorio di Diaspro, Isotta Cainero, anche lei biologa come estrazione, però ha fatto il dottorato lì a fisica sulla SIM, quindi è proprio esperta della SIM.
In realtà adesso stanno approcciando questa nuova tecnica che si chiama expansion microscopy. Praticamente il problema della super risoluzione è che costa, un microscopio di super risoluzione costa e ovviamente non è diciamo accessibile a tutti i laboratori. E quindi se non si può lavorare sul setup, si può lavorare sul campione. Quindi quello che stanno facendo è provare ad espandere isometricamente, perché ovviamente devono essere mantenute le proporzioni, il campione per poterlo vedere meglio. Quindi il concetto è: non posso implementare il mio setup per poter vedere meglio, ma posso ingrandire il campione per riuscire a vedere meglio col mio microscopio limitato. Quindi diciamo, limitato dalla diffrazione. Quindi quello che stanno facendo è utilizzare un gel di acrilammide per espandere come fosse appunto una rete, andando a cross-linkare tutte le mie proteine all'interno della mia cellula. La cellula si ha un fattore di espansione di circa 4 volte e quindi andare a vedere meglio senza però dover utilizzare un microscopio in super risoluzione. In realtà proveranno a fare expansion insieme a super risoluzione per ottenere una risoluzione ancora migliore, però sono ancora fermi alla prima parte, perché comunque ci sono una serie di questioni da risolvere, cioè sono veramente mantenute queste proporzioni nel campione quando viene espanso, soprattutto a livello del nucleo, a livello della cromatina, per non rischiare poi di fare delle affermazioni che poi non siano veritiere. Quindi stanno cercando di trovare un modo, ad esempio facendo fish su diversi punti all'interno del nucleo, di vedere se effettivamente vengono mantenute le proporzioni sul campione espanso. Quindi c'è sia la parte di progeria con SIM al momento, in cui sta studiando diciamo, la distanza tra eterocromatina e lamina tramite SIM, e image correlation spectroscopy, che però non ho portato, quindi per andare a vedere la correlazione tra queste due marcature fluorescenti, e sta facendo la parte di expansion invece con un'altra dottoranda per andare a vedere se combinando i due approcci ci sia effettivamente un miglioramento, diciamo, del knowledge di questa patologia. Non abbiamo soltanto queste come patologie studiate al momento, ne abbiamo anche altre. Come dicevo, c'è una ragazza che lavora su un modello di differenziamento adipocitario in condizioni di obesità, ma vorremmo iniziare anche a fare studi a livello di steatosi epatica, che io avevo, di cui mi occupavo quando facevo il dottorato, ma magari riuscire a utilizzare tecniche di super risoluzione anche in questo contesto magari. Ovviamente io ho portato solo SIM, STED, ma ne esistono molte di più, esistono anche single molecule localization microscopy, quindi tecniche di microscopia. Queste vanno ancora oltre il livello di risoluzione raggiunto dalla STED, possiamo andare ancora più nel dettaglio, e vanno a livello di singola molecola. Funzionano in pratica andando a accendere e spegnere le molecole, non vengono accese tutte insieme, ma si accendono e spengono alternandosi. In questo modo è più facile localizzarle, perché se non le ho tutte e due accese vicine, ma si accende prima una e poi l'altra, riesco a localizzarle meglio. Questo detto in maniera molto, molto grezza, ecco. E una domanda gliela faccio anch'io. Ho visto, lei parlava di 100 o 200 fotografie. Praticamente si utilizza una tecnica tipo quella della TAC su un nucleo, però. No, 100, 200 su 100, 200 nuclei differenti. Quindi ci spostiamo andando a fare una scansione del microscopio, andando a cercare 100, 200 nuclei differenti, in realtà su preparazioni differenti, sia per avere replicati biologici che Sì, ma la sperimentali. ricostruzione è simile a quella di una TAC. La ricostruzione tridimensionale, sì, praticamente si fa una scansione spostandoci sul piano di Z di quanto decidiamo noi. Noi abbiamo scelto uno step di 150 nanometri circa. 150, e spostandoci siamo andati a fare un'immagine con il piano di fuoco spostato sempre di 150, e poi si va a fare una ricostruzione del nucleo. Quella era la parte anche più semplice. Il problema era proprio che queste cellule erano una sopra l'altra ed era difficile, cioè era molto a discrezione, cioè io potevo dire sì, finisce qui, però è molto operatore dipendente, che non è molto scientifico. Quindi ci ha richiesto un po' di tempo, soprattutto a Lisa, la matematica che se n'è occupata, a riuscire a trovare un algoritmo capace di farlo in modo automatico su appunto un numero così ingente di cellule, sì. Ci sono. Sì. Vorrei sapere
Come non l'ha nominata? Sì, l'ho nominata prima. Sì, sì. Io ho fatto tesi triennale, magistrale, dottorato con la professoressa Vergani e la Voci, e adesso al momento sono a metà tra l'IT e poi lavoro ancora un po' al Distav con la professoressa Vergani perché abbiamo dei corsi insieme di fisiologia molecolare, fisiologia umana e tutta la parte di molecolare mi appoggio o a lei o al professor Pagano, quindi sono sempre un po' in macchina, in giro con le mie cellule in una scatolina di polistirolo. Niente. Ma perché io ho visto infatti il suo nome ogni tanto, però non associavo ancora un volto perché non ci siamo probabilmente incrociate temporalmente, cioè sono arrivata... Molto tardi. Sì, ma me l'aveva detto prima, solo che ha un nome che, insomma, famoso, però non riuscivo ad associare un volto perché non ci siamo mai incontrate, ecco. Ci sono altre domande? No, io vorrei sottolineare solo una cosa che mi fa molto piacere. Vedo Diaspro lì al centro. Notate, è l'unico di una certa età. Allora, in tutti i laboratori dove si ottengono dei risultati, le persone che lavorano sono giovani. Quindi è chiaro che Diaspro riuscirà ad avere dei buoni risultati, si circonda di persone giovani e con buone idee. Il fatto che lavorino anche su malattie rare, come la progeria, è una cosa buona, perché in Italia purtroppo e nel mondo le malattie rare sono un po' dimenticate, proprio perché sono rare e colpiscono 1 su 1000, 1 su 10.000, 1 su 100.000 e quindi se sei sfortunato devi morire. Quindi va già bene che esistono questi studi e che speriamo proseguano. Io ringrazio la dottoressa e le faccio i miei complimenti per la sua esposizione.